Vedremo una che vanno in missione, giovani, uomini, donne che danno magari un periodo della loro vita, lungo o breve che sia, però tutto è prezioso. PIM significa Pontificio Istituto Missioni Estere. Una volta andare in missione voleva dire andare all'estero. Oggi la missione non ha più una connotazione solo geografica, questo vale anche per i missionari del PIM, però estero vuol dire essere disposto a partire. Ecco, e forse bisogna essere missionari anche nel posto dove ci si trova, no? Poi avremo occasione di parlarne, intanto facciamo vedere questa storia imprevedibile, molto molto bella, la storia di Fra Paolo Maria Braghini, che è un missionario e ha lasciato tutto, destinazione Amazzonia. Oggi essere missionario per noi frati minori cappuccini che seguiamo San Francesco, sicuramente essere fratelli tra gli ultimi. Io sono stato un giovane normale, come tanti altri. Gli anni del liceo sono anni bellissimi, di amicizie, di sport, ero giocatore di pallavolo a livello professionale, appassionato di moto, felicemente fidanzato per 4 anni anche col desiderio di sposarmi. Sicuramente un momento importantissimo è stato proprio grazie, tra virgolette, alla moto. Ho fatto un incidente, sono rimasto 3 mesi paralizzato con le gambe totalmente rotte e in questi 3 mesi ho avuto modo di sentire cosa vuol dire soffrire e dipendere dagli altri. Poi ho letto un libro, La città della gioia. Quel libro mi ha fatto esplodere dentro di me il desiderio di dare la vita ai più poveri. Però giustamente la fidanzata, che io anche oggi ringrazio, mi diceva: ma perché non possiamo farlo insieme come famiglia? Allora ho cercato di ripensare la mia vita come famiglia in missione. Quando già parlavamo del matrimonio, i genitori della mia fidanzata ci hanno offerto un viaggio a Lourdes. Mi ricordo benissimo, l'ultima notte prima di tornare mi sono sentito il desiderio di andare alla grotta proprio della Madonna. Pregavo e lì è stato il momento che sentivo che il Signore mi diceva: lascia tutto, tutto. E io dicevo: lei è la mia fidanzata. E piangevo perché sentivo che dovevo lasciare tutto. Fino a quando, finita la maturità, mi è venuto un desiderio fortissimo di andare ad Assisi. Ho conosciuto un frate che era da 50 anni in missione in Amazzonia. Ho sentito che lui viveva radicalmente il Vangelo. Mi ha preso una gioia così grande che in quel momento ho deciso. In realtà ho sentito che il Signore mi chiamava per quello e sono partito. Noi siamo arrivati là veramente, prima di tutto, col desiderio di conoscere la loro vita. Abbiamo cominciato a lavorare con loro, andare alla foresta con loro, anche a pescare con loro. Quando abbiamo cominciato a conoscerci, a avere fiducia reciproca, di fronte alle problematiche cercavamo di capire insieme che cosa fare. Noi siamo lì per dirgli che la loro cultura così diversa, è bellissima, è stata creata da Dio, quindi non devono guardare tutto il resto come giusto, perfetto, buono, ma anche loro sono buoni, sono belli, hanno una cultura bellissima. E oggi che stiamo vivendo questi momenti difficili a livello proprio di umanità e di cambiamenti climatici, gli indigeni già sono colpiti. Siamo sull'equatore, sta piovendo meno, i fiumi si stanno seccando, i pesci stanno morendo. La pesca per loro è vitale. Se quando tornano dalla notte di pesca non hanno il pesce, i figli non mangiano. E questo noi lo sperimentiamo anche sulla nostra pelle. Loro la natura non la guardano come qualcosa da sfruttare, la guardano come una madre che si prende cura di noi e quindi convivono, la rispettano. Quando vanno a pescare, pescano il necessario per il giorno, non pensano a prendere il più possibile, proprio con questo spirito di sfruttamento. Quindi sicuramente San Francesco, gli indigeni possono ancora insegnare molto al nostro modo di essere uomini e donne oggi, che siamo ormai accecati dal soldo, dal denaro, dalla ricchezza e non ci dimentichiamo che la natura è nostra madre, è nostra sorella e la stiamo uccidendo. Quindi io ringrazio Dio di dar la vita con gli indigeni, ma anche ringrazio a Dio per gli indigeni che ci insegnano molto. E questo incontro deve essere un vero e proprio camminare insieme. Quanti insegnamenti in questa testimonianza, bellissima quella immagine del crocifisso di San Damiano in navigazione sul Rio delle Amazzoni.